Questo è un ospite di fama planetaria, ha fatto della terapia del sorriso la sua questione di vita e noi vogliamo fare questo innanzitutto per dare dei messaggi di eccellenza a noi e anche per i nostri clienti e per il territorio che abbiamo la fortuna di rappresentare. Ma sì, un ospite graditissimo che è Patch Adams, veramente una serata incredibile per Conegliano, ma lo ringrazio anche perché oggi ha fatto un giro presso il nostro ospedale, per cui veramente una persona incredibile e ringraziamo anche Banca Mediolanum per averlo portato a Conegliano. Qual è il messaggio che Conegliano vuole lanciare ospitando ospiti di questo calibro? Ma il messaggio è di una città che si apre a livello internazionale, ma anche e soprattutto una città che tiene moltissimo al sociale. Ci siamo sempre caratterizzati per questo e penso che oggi più che mai sia una serata di cultura, ma anche di tanto sociale e di tanti buoni sentimenti che avvicinandosi a Natale sono assolutamente necessari per rilanciare una grande comunità come la nostra.